Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati anche in questo giovedì 4 febbraio nel nostro spazio dedicato alle stelle. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, l'aspetto che vi mette le mani in tasca è il transito silenzioso di Urano. Gli amici contano tantissimo, ma attenzione alla generosità mal ripagata. Gli investimenti in questo periodo sono soggetti ad alti e bassi, le spese pazze invece sono tutta farina del vostro sacco. Toro, l'aspetto clou del giorno è l'opposizione tra Luna e il vostro Urano, più nervoso e imprevedibile che mai. Scaramucce con il partner, trattative invece con un interlocutore che vi confonde e vi fa smarrire il filo del discorso, discussioni anche con i soci. Gemelli, un ritiro momentaneo dalla scena per analizzare con calma la situazione vi consentirà di affinare le strategie e valutare i prossimi passi da fare. Avete sogni importanti nel cassetto su cui riflettere a fondo. In arrivo poi una richiesta da non rimandare per ottenere ciò che desiderate. Cancro, la luna amica oggi vi restituisce certezze, vigila sui vostri investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del carattere. In virtù del buon umore affrontate gli impegni con leggerezza e positività, chiarimenti e spiegazioni anche in coppia. Leone, malumore in vista oggi nel menage a due, con gli amici vi impuntate su posizioni discutibili. Conviene parlare e agire solo se strettamente necessario, una crisi affettiva può essere superata purché siate più tolleranti nei confronti di voi stessi e dell'altro. Vergine, oggi potete dormire tra due guanciali, la serenità è garantita, è la giornata giusta per godervi il calore e l'affetto delle persone a voi care. Da una parte la professione riceve stimoli favorevoli, doni e dimostrazioni concrete d'amore invece da parte della vostra dolce metà. Bilancia, momento poco brillante per la vita sentimentale, dubbi e gelosie riguardanti i fatti del passato vi tolgono il sonno e la serenità. I cambiamenti interiori non passano però inosservati ai vostri cari, cercate però di non contare sul loro appoggio incondizionato. Scorpione, traffico planetario convulso con la luna nel segno che vi mette a rischio di incidenti diplomatici e di sbandate improvvise. Nella vostra attività siete sempre determinati e aperti alla cooperazione, portate questo stesso spirito anche in famiglia. Sagittario, sul piano del rendimento è un giovedì produttivo, nel lavoro di routine pratici ed efficienti darete una bella sfoltita agli impegni in agenda. Situazioni allettanti in campo professionale, ci sono le condizioni per intravedere nuove prospettive nella carriera. Capricorno, non badate più di tanto alle parole dette da un familiare, ma prendete in considerazione i fatti e i comportamenti che si susseguono giorno dopo giorno. Tutto scorre nel migliore dei modi. Iniziative azzeccate anche in campo finanziario, è tempo quindi di acquisti sfiziosi per la casa. Acquario, il tran tran quotidiano vi annoia, la mancanza di spazio vi soffoca e nonostante siate in ritardo sulle scadenze vi trastullate senza concludere nulla. Fraintendimenti e dissapori invece in famiglia forse dipendono dalla vostra difficoltà ad esprimere ciò che non va. Pesci, a molti tra di voi che appartengono alla schiera dei precari si aprono spiragli o arrivano notizie confortanti. Contratti e collaborazioni verranno confermati, giornata perfetta anche per l'intesa amorosa, vivace per la vita sociale, attraversata da un buon dialogo e chiacchierate costruttive. È tutto per il nostro oroscopo di questo giovedì, vi auguriamo buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0